Attimi di terrore ieri sera al campo nomadi di Via Diaz a Vicenza. Ore 22:30, un'auto rallenta nei pressi del cancello Carraio. Uno degli occupanti della vettura lancia in fretta un oggetto in direzione dei camper parcheggiati ed esplode. Sono momenti coincitati tra i presenti, mentre l'auto degli attentatori sgommando fugge via ad alta velocità. Fortunatamente solo tanto spavento perché l'ordigno era stato confezionato per fare solo un gran botto, non per provocare danni. Ad accertarlo i carabinieri subito intervenuti che dopo aver constatato che l'area fosse fuori pericolo senza aver provocato né feriti né danneggiamenti si sono messi a raccogliere i frammenti residui della bomba artigianale per poterli analizzare. Si tratterebbe di un involucro di plastica dove sarebbe stata immessa una modica quantità di polvere pirica. L'innesco invece è apparso più professionale, una miccia accesa poco prima del lancio. Un'ipotesi confermata dalle prime testimonianze raccolte che descrivono una piccola fiammata prima del botto vero e proprio. Insomma, il gesto appare una pesante forma di intimidazione più che un attentato. Le indagini ora proseguono per cercare le motivazioni e i mandanti.